Pace a tutti e buona domenica. Vorrei leggere con voi il Salmo 150. Alleluia, lodate Dio nel suo santuario, lodatelo nella distesa dove risplende la sua potenza, lodatelo per le sue gesta, lodatelo secondo la sua somma grandezza, lodatelo con il suono della tromba, lodatelo con il salterio e la citra, lodatelo con il timpano e le danze, lodatelo con gli strumenti a corda e con il flauto, lodatelo con cembali risonanti, lodatelo con cembali squillanti. Ogni creatura che respira lodi il Signore. Alleluia. Questo salmo ci invita a lodare il Signore. Se siamo qui, se respiriamo, è solo per la sua grazia. Vogliamo insieme offrirgli una lode e un'adorazione che scaturisca veramente dal profondo del nostro cuore. Lodiamo insieme il Signore. Amen. Signore, giubilare perché sappiamo che tu ritornerai, Signore. Alleluia. Signore, fa che possiamo essere trovati pronti, ma fin da ora vogliamo pensare a quel momento, a quando tu tornerai, Signore. Ti desideriamo, Signore, vogliamo la tua presenza stamattina, Signore. Fa che possiamo veramente essere consapevoli che la tua gioia è la nostra forza ancora stamattina, Signore. Vogliamo continuare a lodarti e benedirti tutti insieme. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. La predicazione, il messaggio della parola di Dio che questa mattina desidero condividere con voi,
Dio sa come venire a casa tua. Dio sa dove tu abiti e sa come arrivare a casa tua. Ci credi? Dio, apro una parentesi e poi la chiudo semplicemente, leggo dalla parola di Dio, ma non è questo il testo che leggeremo. Ora a Damasco c'era un discepolo di nome Anania, e il Signore gli disse in visione: Anania, egli rispose: eccomi, Signore. E il Signore a lui: alzati, va nella strada chiamata dritta e cerca in casa di Giuda uno di Tarso chiamato Saulo, perché egli è in preghiera e ha visto in visione un uomo chiamato Anania entrare e imporgli le mani perché recuperi la vista. Dio gli disse la strada, gli disse come si chiamava, gli disse quello che lui stava facendo, perché Dio conosce completamente ogni cosa della tua vita, conosce quando tu ti alzi al mattino, conosce quali sono i tuoi pensieri, conosce cosa hai in mente, conosce quante volte preghi. Egli conosce ogni cosa, perché la sua visione è su di noi e dobbiamo ringraziare il Signore per questo, perché Egli ha gli occhi attenti su di noi. È importante. Domenica scorsa io ho predicato di un'espressione dell'Apostolo Paolo, vi ricordate? Per me vivere è Cristo e il morire mi è di guadagno. Per me vivere è il Cristo. Non so quanti di noi possiamo fare questa affermazione, per me vivere è Cristo, perché non è semplicemente qualcosa che diciamo con le labbra, è qualcosa che facciamo, è un vissuto, è una vita vissuta interamente, da quando mi alzo al mattino, quando vado a letto la sera, quando dormo la notte e mi sveglio la notte, il primo pensiero è il Signore. Per me vivere è Cristo, non perché io sono diventato evangelico, non è questo. Per me vivere è Cristo perché io cerco la presenza del Signore. Voglio condividere con voi il passo della parola dove andremo a tingere. Seconda Samuele, capitolo 6, leggeremo dal versetto 1 al versetto 11. Voglio dirvi che comunque al 4 di domenica, sabato 4 febbraio, alle 15:15 ci incontriamo con coloro che io ho messo in un gruppo per fare un corso di omiletica, proprio introduzione alla predicazione. Coloro che, se il Signore vorrà, vediamo se sono chiamati, portati per la predicazione della parola di Dio. Amen. Così non mi sentirete sempre a me. E qui dovrete dire alleluia, gloria a Dio, amen, Signore. Dovreste dire. Avete preso? Seconda Samuele viene prima di Prima Samuele. Davide riunì di nuovo tutti gli uomini scelti di Israele, il numero di 30.000. Poi si alzò con tutto il popolo che era con lui, partì da Baale di Giuda per trasportare l'arca di Dio, sulla quale è invocato il nome del Signore degli eserciti, che diede sopra essa tra i cherubini. Misero l'arca di sopra a un carro nuovo e lo portarono via dalla casa di Abinadad, che era sul colle. Uzia e Aio, figlio di Abinadad, conducevano il carro nuovo con l'arca di Dio, e Aio precedeva l'arca. Davide e tutta la casa di Israele suonavano davanti al Signore ogni sorta di strumento di legno, di cipresso e cedra e salteri, timbano, sinistri e cembali. Quando giunsero all'aio di Nacon, Uzza stese la mano verso l'arca di Dio per reggerla, perché i buoi la facevano inclinare. L'ira del Signore si è accesa contro Uzza. Dio lo colpì lì per la sua impietà ed egli morì in quel luogo vicino all'arca di Dio. Davide si rattristò perché il Signore aveva fatto una breccia nel popolo colpendo Uzza. Quel luogo è stato chiamato fino ad oggi Perez Uzza. Davide in quel giorno ebbe paura del Signore e disse: come potrebbe venire da me l'arca del Signore? Davide non volle
prendere l'arca del Signore presso di sé nella città di Davide, ma la fece portare in casa di Obed-Edom a Gad. L'arca del Signore rimase 3 mesi in casa di Obed-Edom a Gad, e il Signore benedisse Obed-Edom e tutta la sua casa. Gloria a Dio. Inchiniamo un attimo solo il nostro capo. Signore, vogliamo ringraziarti, benedirti per la tua preziosissima parola. Signore, riconosciamo che questa parola la possiamo predicare solo attraverso la guida del tuo Santo Spirito, perché sei tu che riveli. Signore, grazie per la conoscenza, grazie per gli studi biblici, grazie, Signore, per la preparazione dottrinale che abbiamo, Signore, avuto, gli insegnamenti. Ma, Signore, quando predichiamo abbiamo bisogno di essere guidati dall'alto, da te, parola per parola. Ed è per questo, Signore, che io ti chiedo di guidare le mie labbra, il mio cuore, la mia lingua, che io non possa dire nulla, Signore, di ciò che tu non desideri che venga detto. Ogni parola, Signore, possa portare edificazione e forse anche, se da parte tua, rimprovero, perché, Signore, la tua bacchetta e la tua verga sono quelli che ci consolano. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. L'arca dell'Eterno rimase 3 mesi in casa di Obed-Edom di Gad, e l'Eterno benedisse Obed-Edom e tutta la sua casa. Ascolta bene. Finché nella tua casa ci sarà la presenza di Dio, finché tu permetterai a Dio di rimanere in casa tua, la benedizione non mancherà su di te. Questo vale per ogni aspetto della nostra vita, anche se abbiamo un'attività, anche se facciamo qualcosa, ma lì abbiamo messo il Signore a capo di ogni cosa. Giosuè disse: vedete e decidete oggi a chi volete servire, ma quanto a me, io e la mia casa serviremo l'Eterno. Questa è una posizione che tu prendi. Tu, tua moglie, i tuoi figli, se hai la moglie convertita, se hai tuo marito convertito, ma anche se sei da solo, tu puoi prendere una posizione spiritualmente e dire: questa mia casa appartiene al Signore, i miei figli appartengono al Signore. Non ti preoccupare, perché c'è tempo e tempo che Dio interverrà in maniera particolare. Diamo tempo a tempo, perché quando Dio fa le cose non è come noi che le vogliamo, in modo particolare come me. Io voglio tutto e subito, sono abituato così, anche perché ho paura che se non lo faccio adesso non lo faccio più. Quindi dico: è meglio che lo faccio subito, se no dopo non lo faccio più. E magari lo sbaglio pure, perché forse ci voleva un po' di riflessione, dovevo pensarci, dovevo riflettere bene su quella cosa, no? Ecco, invece io parto subito, sono fatto così. Grazie a Dio alcune cose ci sono riuscite, altre invece ho detto: beh, insomma, avrei potuto aspettare, forse andava meglio, ma non tutti siamo uguali. Gad era la città dei giganti. Vi ricordate, sì, che dai giganti venivano Gad. Il gigante Golia era di Gad, il gigante delle 6 dita, vi ricordate? Uno dei fratelli era di Gad. Dio vuole manifestarsi dove ci sono i giganti. Dio viene proprio dove ci sono delle situazioni difficili. Dio si presenta. Ed è meraviglioso vedere come Dio usa in modo particolare ed ha un piano differente da quello che abbiamo noi. Davide aveva in mente, aveva a cuore di portare l'arca di Dio in Gerusalemme. Era appena stato fatto re di tutta Israele e quindi lui desiderava, il suo desiderio era quello. Ma vogliamo vedere qualcosa insieme? Innanzitutto, Dio aveva stabilito in maniera chiara come doveva essere trasportata l'arca di Dio. L'arca non doveva essere messa sui carri, l'arca non doveva essere portata dai buoi. L'arca doveva essere portata dai sacerdoti. I sacerdoti dovevano prendere l'arca. Avete mai vista l'arca come era fatta? Era 1 metro per 1 metro, i cherubini che erano sopra, con 2 staffe di qua, di là, d'oro, e li portavano i sacerdoti.
Quindi i sacerdoti dovevano portare l'arca di Dio. Siamo noi che portiamo la presenza di Dio dovunque andiamo perché siamo sacerdoti dell'Eterno. È vero che non ci sento bene questa mattina perché ho un po' la cosa, però sapete che il culto lo facciamo insieme, sì? Ieri quando voi siete stati lì, cosa avete portato lì? Canzone? Cosa avete portato lì? Delle belle canzoni? O avete portato la presenza di Dio in quel luogo? Ogni pianta che il tuo piede cavalcherà, attoccherà, io ve la darò a voi, dice il Signore. È una benedizione quando entra un figlio di Dio in una casa. Entra la luce, entra la gloria di Dio. Quindi Dio, in modo particolare, sa quello che fa e sa quello che deve fare e decide dove andare. Non decide dove lo vuoi portare tu, decide dove Lui ha già stabilito di andare. Non dobbiamo fare entrare Dio nei nostri piani, siamo noi che dobbiamo entrare nei piani di Dio. Non so se è logica la cosa. Noi più delle volte lo vogliamo fare entrare nei nostri piani. Ora, la cosa che mi stupisce ancora di più, che uno di questi erano figli di Abinadab, che l'arca è stata per diversi anni a casa loro. E quindi doveva sapere bene, conoscere bene in che modo, come trattare l'arca di Dio. A un certo punto lo mettono su carri nuovi, cavallo che c'erano dei buoi che trasportavano, erano così felici, danzavano, correvano. A noi, al Signore, delle nostre danze, delle nostre esaltazioni, la nostra lode che noi facciamo con la nostra bocca, non serve a niente. Il Signore vuole l'ubbidienza. E dovevano obbedire le cose come erano andate fatte. Ma non ha obbedito. E Davide pensava, visto che lui era un cantore, visto che lui comunque scriveva inni, canti, si è fatto tutta una bellissima schiera davanti che saltavano, lodavano il Signore, facevano, ma si erano dimenticato che Dio le cose le vuole come Lui decide che vanno fatte le cose. E l'ubbidienza vale più del sacrificio. C'è poco da fare, fratelli miei. Uzza voleva sistemare la presenza di Dio. Ci sono tanti che vorrebbero che le cose andassero come la pensano loro e vogliono in qualche modo sistemare, no? Bisognerebbe fare così, bisogna fare questo, bisogna fare quest'altro. Ma sai, se noi facciamo questo, se noi facciamo quest'altro. Fratelli, quello che voglio dirvi io, in 22 anni di ministero, fra poco arriveremo a 23 anni, quello che deve rimanere stabile nella Chiesa è la parola di Dio. Deve rimanere stabile nella Chiesa, perché è quella che fa crescere la Chiesa, è quella che tocca i cuori. Non sono tutte le strategie. Sapete cosa significa? Poi viene chiamato breccia di Uzza. Voi sapete cosa significa breccia in italiano? Che cosa significa breccia? Ve lo dico io, rottura, spaccatura. E c'è stata una spaccatura con il Signore, c'è stata una rottura con il Signore. Perché se noi non ubbidiamo e non facciamo quello che Lui ha deciso, l'opera, come va svolta e come va portata avanti, c'è una spaccatura e il Signore se ne diparte. Perché o facciamo come Lui decide di fare. E sapete chi è che salva, che sana, che guarisce, che battezza? È il Signore. Se le persone vengono qui, quello che devono sentire non è un bravo oratore, non è della bella musica, ma devono sentire la presenza del Signore. E la presenza del Signore c'è quando c'è ubbidienza, quando c'è unità, quando c'è amore gli uni con gli altri. Lì regna la presenza del Signore. Mio padre la prima volta che entrò nella chiesa, che non era neanche, era un sottoscala, era un luogo, parliamo degli anni 50, 48. Disse a mia madre Lucia, quando uscì fuori, disse, ma a me sembrano tutti uguali, hanno tutti quanti la stessa faccia. Ma loro hanno qualcosa che mio papà serviva alla messa. Hanno qualcosa che noi non abbiamo, Lucia. Io qua vedo una gioia che noi non abbiamo, io voglio iscrivermi qua, voglio vedere quando si paga il mese, ma io mi voglio iscrivere qui.
E andò dal pastore a chiedergli quando si pagava al mese per iscriversi. E il pastore gli disse: qualcuno ha già pagato per te. E Gesù aveva pagato per lui. Era un cattolico fervente e non sapeva che Gesù aveva pagato per lui. Questo è quello che fa la differenza. Non sono i volti tristi, non sono lo sparlare uno con l'altro. Questo è uno dei segni degli ultimi tempi. Lo dice la parola di Dio, si sparleranno uno contro l'altro. Ma il segno della Chiesa del Signore è l'amore che avete gli uni per gli altri. Che bello! Quella testimonianza di quella signora che ho incontrato nell'assicurazione. Avete visto? Io l'ho messo sopra, ma c'era qualcosa in mezzo a voi. Si vedeva. E io ringrazio il Signore perché a volte certe cose che io non vedo, grazie a Dio, che il Signore gliele fa vedere agli altri. Quello che magari tu non vedi è che stai criticando, gli altri non lo vedono. Io posso dirti che le prime volte quando tu vieni in chiesa, sei venuto in chiesa, tu vedi la chiesa bella. Poi inizi a starci dentro, inizi un po' a sporcare, inizi a sporcare gli occhi e inizi a vedere i difetti, che ci sono, però proclami solo i difetti. Ma quando il Signore ti ha salvato, tu vedevi la chiesa meravigliosa, mamma mia! Ottavio diceva, ti ricordi Ottavio, questi qui, io non so se scappò fuori, perché disse io non sono santo come loro, io non posso neanche stare in mezzo a loro, e se ne scappò fuori. Stava facendo le foto a un fratello, faceva il battesimo, e mi dissero c'è uno fuori che sta piangendo, pastore, e tutto il culto che io lo vedevo che lui piangeva dietro alla macchina fotografica, ho detto o ha problemi alla vista, o il Signore l'ha preso in pieno, e il Signore l'aveva preso in pieno. Lui viene da Padova, non è che viene da Padova, martedì sera è qui, da Padova, sempre. Perché quando c'è una vera, autentica conversione e tu vuoi servire il Signore, ma a te non interessa neanche il ruolo. Tu stai servendo il Re dei Re, il Signore dei Signori. Sarà Lui a affidarti. La presenza di Dio viene a casa tua, in maniera sovrannaturale. Quando tu ubbidisci al Signore. E dove va? Davide si chiese come farò a portare l'arca di Dio a casa mia? Al verso 9 Davide prese paura. Quando vide questo Davide prese paura e disse e se lo porta a casa mia moriamo tutti. C'erano peccati, c'erano di tutti i tipi. Qua moriamo tutti perché Dio è santo, fratelli miei, ce lo vogliamo mettere in testa. Dio è santo, la parola di Dio ci dice siate santi perché io sono santo. È vero che il Signore a volte ci lascia anche e dice vabbè, dai, però ci dà un tempo per ogni cosa. Ma Dio desidera che noi siamo santi. E la santificazione è personale ed è individuale. Sono io che mi devo santificare ogni giorno e devo prendere posizione con il Signore. A Dio non interessa una lode che non è fatta con il cuore. Anche questo può far parte di una tradizione, di un rito. Lui stava facendo lodare, pensava che tutto a posto, prendiamo l'arca, ce la riportiamo in Gerusalemme, vi ricordate quando l'arca fu preso dai Filistei? Vi ricordate cosa avvenne? Tutti le emorroidi, i topi, e presero l'arca e loro li misero sui buoi e dice mandatele via questo, perché era un disastro. E la riportarono, la fecero entrare di nuovo in Israele. Obed Edom. Sapete cosa significa Obed? Obed significa servo. Sapete dove va la presenza di Dio? La presenza di Dio va dove c'è un servo. Obed significa servo di. E la presenza di Dio va dove c'è un servo. E allora abbiamo letto, che presero l'arca e la portarono a casa di Obed Edom. E rimase lì 3 mesi. La presenza di Dio. E Dio benedisse grandemente Obed Edom. Grandemente. Ma non soltanto lui. Dio benedisse in maniera straordinaria fino a 64 parenti, figli, nipoti, pronipoti, fino a 64. Ci credete? Lo leggiamo. Prima Cronaca, capitolo 26, versetto 6 e 8.
A Shemai, suo figlio, nacquero dei figli che signoreggiarono sulle loro case paterne, perché erano uomini forti e valorosi. I figli di Shemai furono Oti, Rafael, Odeb e Elzabad, i cui fratelli Eliù e Samachia furono uomini valorosi. Poi, tutti questi erano i figli di Obed-Edom. Essi, i loro figli e i loro fratelli erano uomini valenti e pieni di forza, adatti per il servizio del Signore. 62 discendenti di Obed-Edom. Questi erano adatti per il servizio. L'ubbidienza è qualcosa di straordinario. Quello che voglio dirti, quando Dio, tu l'hai fatto Signore e Salvatore nella tua vita, nella tua casa, lo sai che la tua casa è benedetta fino alla 1000ª generazione? Lo sai o no? Noi siamo alla 5ª generazione. 5ª generazione. E chissà ancora quanti ne verrà. Adesso vedo i bambini dei miei nipoti che in chiesa cantano, lodano il Signore. La benedizione di Dio. Dio non fa distinzione di persone, non ha riguardi personali. Lui non guarda quello che guardiamo noi. Dio guarda il cuore. Dio guarda il cuore. Dio non ha bisogno di talenti. Dio non chiama qualificati. Dio qualifica quelli che chiama. È diverso. Prima il fratello ci ha detto, io ero balbuziente, dicevo, come posso insegnare? Vi ricordate? Dicono che Mosè era balbuziente. Dicono. Perché dice, Signore, io non posso andare, non io, mio fratello Esaù. Allora dicono che lui era balbuziente, perché io non so parlare. Non lo dice la scrittura, però prendiamolo anche per buono. Ma lo sapete che Dio si usa anche dei balbuzienti? Dio si usa di chiunque, anche dei sordi, anche dei sordomuti, muti. Dio si usa di chi vuole. Dio sa come parlare. La presenza di Dio in una casa fa qualcosa di straordinario. Ora voglio raccontarvi una testimonianza che ho sentito proprio ieri dal fratello Gennaro. Avevano fatto un pullman in primavera. Mamma mia, le mie orecchie. Avevano fatto un pullman in primavera e dovevano andare a evangelizzare, non 1, 3, 4 pullman, erano un paio di chiese. Dovevano andare in un posto per evangelizzare in quella città. Era in primavera, quindi le giornate erano meravigliose, avevano fatto per fare questa escursione. E che cosa succede? Succede che proprio quella mattina un acquazzone ha dirotto. Dice, cosa facciamo? I pullman l'avevano presi, dice, partiamo, il Signore magari farà uscire il sole, partiamo, andiamo. Quindi partirono, andarono, ma non, dice, proprio non tolse acqua a tutto. Dice, Signore, com'è possibile? Noi vogliamo fare qualcosa per te. Com'è possibile che tu ci mandi l'acqua? Cioè, qua abbiamo organizzato, abbiamo fatto veramente qualcosa di... Abbiamo preparato il programma, cantici e tutto quello che va dietro. Signore, ma... Allora... Era quasi l'ora di pranzo e dice, cosa facciamo? E cosa facciamo? Troviamo un ristorante dove c'è la capienza per entrare tutti quanti dentro. Così andarono in questo ristorante, parlarono, dicevano, venite tutti quanti qui, e prepararono da mangiare per tutti quanti gli altri. Dice che pioveva a dirotto. E allora hanno iniziato a cantare, lodare a tavola, e poi a un certo punto il pastore Gennaro si alza e medita qualcosa della parola di Dio. A un certo punto vede che dalla cucina esce una signora con il grembiulino da cucina, va avanti e si siede proprio lì davanti. Dopo arriva un'altra dalla cucina e si siede là davanti. Dopo arriva un'altra dalla cucina, si siede là davanti, e altri uomini erano là in fondo appoggiati sul muro così che ascoltavano. Alla fine il pastore Gennaro fa un appello per la salvezza. Questa signora si alza e si inginocchia a terra. Quelle altre che erano vicino anche a lei. Quello là in fondo là parte e va vicino e si abbraccia a questa signora, si mettono a terra e scopre che questi sono i titolari di tutto il ristorante. Noi avevamo un progetto, Dio aveva un altro progetto. La presenza di Dio viene a casa tua.
La presenza di Dio sa come arrivare a casa tua, sa come cambiare i piani nostri e andare dove Lui ha deciso che andiamo. E quindi non dobbiamo crearci nessun problema, perché l'opera non è nostra, l'opera è sua. Tutto quello che noi dobbiamo fare è ubbidire. L'ubbidienza è importante. La parola di Dio dice che Gesù imparò dall'ubbidienza. Stiamo parlando di Gesù. L'ubbidienza. Ed è quello che facciamo più fatica a fare. Ubbidire. Quanto ci costa? È caro, perché non corrisponde a quello come la penso io, ma non preoccuparti, perché Dio sa come innalzarti. Dio sa come portarti in gloria. Dio sa in che modo, e se non lo fa qui, lo farà un giorno, perché sarà chiamato grande nel regno dei cieli e sarà chiamato minimo nel regno dei cieli. È importante. Fratelli, è importante vivere al centro della volontà di Dio. Se come Chiesa noi non viviamo al centro della volontà di Dio, siamo come canne sballottate al vento, perché non capiamo più niente. Se noi invece ubbidiamo al Signore e camminiamo per lo Spirito, così dice la parola di Dio. Vedete, il fratello Romeo ha parlato del battesimo nello Spirito Santo. Noi siamo una Chiesa pentecostale. Questa è una Chiesa pentecostale, ma si predica pochissimo sul battesimo nello Spirito Santo. E sapete, prima si faceva sempre questo, e si è fatto più questo che addirittura si è arrivato al punto che alcuni hanno iniziato anche a parlare in lingua e pensavano che quello fosse il battesimo nello Spirito Santo. Il battesimo nello Spirito Santo non è semplicemente parlare in lingue. Quello è l'inizio di qualcosa che il Signore sta operando nella tua vita. Il battesimo nello Spirito Santo è vivere in comunione 24 ore, 24 su Cristo e ascoltare la voce dello Spirito. Camminate per lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. Camminare per lo Spirito vuol dire avere la sensibilità di ascoltare la voce dello Spirito, che quando ti dice no qua, devi dire non qua, anche se tu lo vedi bene quello, perché Paolo voleva andare a evangelizzare in quel luogo, in quel posto, ma lo Spirito Santo glielo vietò, non che disse vado a fare una scampagnata in quel luogo. Voleva andare a evangelizzare, ma lo Spirito Santo gli disse no. E dove lo portò? Lo portò a Filippi, dove a Filippi fu perseguitato, fu messo in carcere e dice Signore, non hai permesso che io andassi lì, mi hai portato qui e mi hai fatto andare in carcere. Io sto vivendo qua dentro qua per l'Evangelo. No, Paolo non dice questo. Paolo sapeva che era al centro della volontà di Dio e malgrado le bastonate, le frustature, ha iniziato a lodare il Signore in fondo della cella e lì è venuto un terremoto che si è convertito una famiglia intera. Il carceriere, la sua famiglia, battezzati. E lì c'è stata un'opera meravigliosa che è cresciuta una chiesa e quella chiesa l'ha sostenuta nel ministero economicamente. È stata l'unica che le ha aiutato finanziariamente nel suo ministero. Perché quando noi facciamo quello che Dio ci chiama a fare, fratelli, noi non facciamo altro che stiamo facendo quello che Dio ci ha chiamato a fare, cioè servire. Servire il Signore. Non importa. Anche se non è come la penso io, come io vorrei, Dio decide così. Poi se Dio decide diversamente, quello che voglio dirti è che non c'è nessuno che ferma il piano di Dio, né pastore, non c'è nessuno che ferma il piano di Dio. Questa ve la voglio raccontare. E so sicuramente che sarò anche richiamato forse da qualcuno là, ma non mi importa, perché la gloria di Dio va dato a Dio. E a me non mi interessa neanche del tesserino che io ho in tasca, non mi interessa niente, perché io servo il Signore. Il sottoscritto, io e altri fratelli, fummo cacciati dall'opera di Gedeoni. Fummo messi fuori all'interno della chiesa. Si fece una riunione
E siccome che io avevo amicizia con una persona della radio che c'era a Marostica, l'emittente regionale veneta, allora ci chiesero, questo io lo conoscevo, ci incontravamo al bar, e disse: senti, ma quei libretti che voi andate a distribuire al sabato fuori ma cosa sono? Nuovi Testamenti dei Gedeoni. E cosa sono? E gli spiegò. Dice: ma non ti conviene fare una serata, così spieghi, magari le famiglie, perché tutto il Veneto ascoltava questa radio. Magari sanno che questa è la parola di Dio, che non siete testimoni di Geova, che comunque questo libretto è un Nuovo Testamento, così. E beh, dice: guarda, io ve lo faccio fare gratis. Vai, riunimmo il gruppo dei Gedeoni, che fra le altre cose i Gedeoni hanno uno statuto a sé. Fanno parte dell'opera della Chiesa, cioè sono membri di Chiesa, ma hanno uno statuto a sé. Cioè hanno un presidente, hanno un tesoriere e quindi si riuniscono fra di loro e decidono cosa fare. Tutt'al più possono consultare il pastore della Chiesa. Cosa ne pensi? Perché alla fine sei sempre membro di Chiesa, ma un consulto è una cosa e prendere una decisione sui Gedeoni è un'altra, perché non puoi prendere, a meno che non fanno cose fuori di testa. Allora andammo quella sera e ci fu un'affluenza, ci furono persone che ci telefonarono: ma che bella cosa, c'era chi diceva: ma lo mandate anche a me un Nuovo Testamento? E noi mandammo Nuovi Testamenti nelle cose, addirittura questi Nuovi Testamenti furono anche oggetto di incontro tra i fratelli che poi si incontravano nelle riunioni di preghiera che noi avevamo. Andarono a Tiene nell'incontro delle famiglie perché avevano il Nuovo Testamento, perché poi noi utilizzavamo i fratelli che li riportavano a casa. E quindi avvenne questo. Quando il nostro pastore mi sentì dalla radio che io parlavo e non gliel'ero andato a dire a lui: apriti sesamo, si sentì male. Dovevi venire qui prima a dirmelo a me. Ma io non ho fatto niente. Non importa. Tu dovevi venire qui. Voi ne avete preso. Voi siete primi membri di chiesa. E fecero una lettera a Nashville, al Comitato Nazionale, dicendo: il fratello tale e tale, l'altro fratello tale e tale hanno fatto delle cose, quindi non sono più in comunione sono sotto disciplina. Quella lettera ce l'ho ancora io, ce l'ho ancora a casa quella lettera. Va bene. E io dicevo: Signore, ma cosa ho fatto di male? Dove ho sbagliato? Chiesi anche perdono. Io non volevo farti del male, fratello caro, perdonami se ti ho fatto, ma non era mia intenzione fare del male. Dovetti andare a Roma, c'era il convegno a Fiuggi, convegno nazionale dei Gedeoni. E io andai a Roma e parlai con il presidente dell'opera di tutti i paesi dove c'era anche l'Italia dentro, il fratello Lard Dagson, me lo ricordo ancora. E io dissi: fratello, io non credevo di aver fatto un danno, non era mia intenzione fare un danno. Lui mi disse queste parole. Te lo ricordi, Ottavio, che ho detto anche a voi quando abbiamo iniziato l'opera dei Gedeoni a Marò? Fratello caro, fammi la cortesia, mettiti da parte. È meglio che tu ti metti da parte, perché qui si sta rischiando di togliere tutti i Gedeoni di tutto il nord Italia, e non solo il nord Italia, ma anche il sud. Fatti da parte. Per carità, dissi, io mi faccio subito da parte, non c'è problema. Però mi disse questo, mi prese per la mano. C'era un fratello che interpretava, perché io non conoscevo una parola in inglese. C'era un fratello che mi interpretava e mi disse: però ricordati una cosa, Dio ti ridarà a te quello che il tuo cuore desiderava. Dio te lo darà. E anche di più. Dopo alcuni anni, noi aprimmo la comunità. Qui non c'era più l'opera dei Gedeoni, in diverse chiese, non c'era più, perché fu tolto. E venne il fratello responsabile dei Gedeoni in chiesa da me
e mi disse: fratello Gianni, vuoi aprire l'opera di Gedeone nella tua chiesa? Subito! E in quel giorno, subito, 6 persone, Antonio, che non c'è più, è con il Signore, altri fratelli, subito facemmo un gruppo di 6 persone, si aprì l'opera di Gedeone. L'opera di Gedeone da noi è stata oltre 22 anni. Abbiamo distribuito quanti Nuovi Testamenti, Ottavio, in 22 anni? 120.000 Nuovi Testamenti nelle scuole, negli alberghi, nelle case. Perché l'opera di Dio non ferma, non la può fermare nessuno. Mi seguite? Qualcuno ci vuole mettere da parte, Dio ci darà quello che Lui ha deciso e non c'è nessun uomo che può fermare l'opera di Dio. Dio entra nella tua casa e la tua casa è una casa di benedizione e non può essere fermata da nessun uomo sulla faccia della terra. Però il Signore ti dice, o meglio, l'ubbidienza, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Ma Dio ha fatto. E sono stato lì, senza, Signore, tu sai. Ma non ho imputato nulla. Ho detto, Signore, tu sai. Tu conosci ogni cosa. Il mio cuore lo conosci. Non era intenzione, però io sto in ubbidienza. Starò all'ultimo banco, non prenderò la Santa Cena, non farò una preghiera, perché questo era la disciplina. Però l'ho vissuta. E Dio, sapete cosa ha fatto dopo quegli anni? Mi ha messo dietro a un pulpito. E mi ha fatto comprendere che significa essere pastore. Mi ha fatto capire. E io con tutto il mio cuore desidero non fare gli errori che ho vissuto sulla mia vita. E cerco in tutti i modi di essere abbastanza. Però voglio ritornare. Dio non fa distinzione di persone. La presenza di Dio va a casa dei servi di Dio. Ora, se io dovessi dire quanti vogliono servire il Signore, fratelli, non è una chiamata ad un appello, quanti vogliono mangiare la pizza? Non è una chiamata così, questa è una chiamata seria. Qualcuno ha detto che il cristiano è un professionista. Quando tu decidi di servire il Signore, devi essere pienamente convinto di quello che stai dicendo e stai facendo. E sapete che servire il Signore ha un prezzo. Sapete che servire il Signore ha un costo, ha un prezzo in tutti i sensi. Adesso specialmente i fratelli, avete visto quando è aumentato il gasolio, la benzina? Quelli che vengono da Tiene, che vengono qua martedì, giovedì o chi è anche più lontano, e ci vogliono quasi 8 euro. E se lo fai 2 volte a settimana sono 16 euro. Io sto conto l'ho fatto. Però io posso dirti una cosa, te lo posso dire per esperienza. Dio non ti farà mai mancare nulla. Mai. I leoncelli soffrono necessità e fame, ma coloro che fanno la volontà di Dio non hanno mancamento di alcun bene. Quando noi facciamo qualcosa per l'opera di Dio, Dio ci dà il triplo, 4 volte. Perché la tua presenza qui non è semplicemente venire a riscaldare una sedia, la tua presenza è venire qui a pregare e adorare il Signore, e essere in comunione con i fratelli e pregare gli uni per gli altri. Che bell'incontro abbiamo avuto martedì scorso, bellissimo. Si sono fatte le 10 e non ce ne siamo neanche accorto. Anche giovedì, che io non c'ero, e gloria a Dio, anche giovedì. Perché? Perché il Signore vuole fare cose nuove. Fratello, sorella, Dio vuole entrare nella tua casa e Dio vuole realmente benedire la tua casa, la tua famiglia. Soltanto tu puoi fermare l'opera di Dio, soltanto tu puoi chiudere l'opera di Dio. Oben-Edod fu benedetto grandemente, fino 24, avete visto 64, fanno nomi, pazzesco. Ma adatti al servizio, adatti al servizio, adatti al servizio. Lascia che ti dico una cosa e poi concludo. La più grande scuola biblica che io ho avuto è stata casa mia. La più grande scuola biblica che io ho avuto è stata mia mamma e mio papà.
Quella è stata la più grande scuola biblica, pur avendo fatto scuola biblica, pur avendo frequentato la chiesa da bambino, sono nato in chiesa, io sono cresciuto sulle panche della chiesa, ma la più grande testimonianza sono stati i miei genitori, vero Lidia? Sono stati i nostri genitori, perché non predicavano da pulpiti, almeno mio papà, ma predicava in casa. E non l'ho mai sentito parlare male di un fratello o di una sorella, mai. E neanche delle chiese vicino, perché quando si apriva una comunità vicino facevano un piccolo gruppo e andavano là per aiutarli, a sostenerli, a incoraggiarli, a farli crescere. Questa era. E sapete la cosa meravigliosa qual era? Che eravamo una famiglia, ma veramente una famiglia. Quando sono nato io, come altri miei fratelli, prima si partoriva in casa, lo sapete, no? 9 figli partoriti in casa. La mia zia, diciamo una mia zia, che io chiamavo zia come zio, è il papà e la mamma di Lidia. Perché lei quando partoriva mia mamma stava a casa di mia mamma lì. Perché quando mia mamma e mio papà sono diventati protestanti, ne sono stati cacciati fuori di casa. Hanno detto vai dai tuoi fratelli, non vi chiamate tutti fratelli e sorelle, vai lì. E chi era la famiglia del Signore? Chi è la mia famiglia? Lo dissero a Gesù. Fuori ci sono i tuoi fratelli, tua madre. Chi sono i miei fratelli? Chi è mia madre? Sono coloro che fanno la volontà di Dio. E se noi non ci troviamo come famiglia, c'è un problema. Dobbiamo chiedere perdono al Signore, perché dobbiamo amarci l'un l'altro. La presenza di Dio è nella nostra casa, nelle nostre vite, se c'è amore vero, fraterno. Tu non puoi dire di amare Dio e non amare tuo fratello. Lo dice la parola di Dio. Quindi, se anche voi come me questa mattina dite quanto ho bisogno del Signore, però io una cosa voglio dire questa mattina, lo proclamo ancora. Signore, non lasciare mai la mia casa. Signore, pulisci, fai quello che devi fare, porta fuori, però Signore, io non lascerò mai la tua casa. E Signore, fa che in questa chiesa non manca mai la tua presenza. Amen. Vogliamo alzarci in piedi. Gloria al tuo nome, Signore. Mariano, puoi venire a concludere tu perché io adesso ho la gola che mi scoppia. Grazie, fratello mio. Il pastore aveva detto che non urlava, ma il Signore gli ha dato fiato. Signore, vogliamo ringraziarti questo giorno per la parola che abbiamo ascoltato. Alleluia. Signore, facci essere veramente una famiglia, Signore, che possiamo rispettarci gli uni gli altri, che nessuna mala parola possa uscire dalle nostre bocche, ma che ciascuno di noi possa stimare altrui più di se stesso, Signore, come dice la tua parola. Signore, grazie perché hai promesso che la tua presenza sarebbe sempre stata con noi e lo vogliamo dire, lo vogliamo testimoniare. E vogliamo avere la fiducia, Signore, che anche se alcune cose non le stiamo attualmente vedendo, siamo certi e sicuri Alleluia. che tu le porterai avanti nelle nostre case, nei nostri figli, nei nostri parenti, nei nostri familiari. Signore, grazie ancora per quello che ci hai voluto dire, per la parola che è stata condivisa oggi. Benedici ancora il pastore, rinforzalo, Signore, in salute e in spirito, Signore. E grazie per ciascuno di noi. Benedici ognuno dei miei fratelli, accompagnaci ancora alle nostre case e che tu possa ancora rimanere con noi, Signore, perché questo è il nostro desiderio. E ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio.